Siamo pronti per presentare l'ospite, un gradito ritorno, quello di Corrado Callegari. Prima il Veneto. Buonasera a tutti e grazie. Ciao Corrado. Io vengo sempre più che volentieri. Grazie per aver accettato il nostro invito. Prima il Veneto è un movimento indipendentista veneto, però devo ricordare che il nostro ospite è un ex deputato della Lega Nord, la Lega di Bossi, un bossiano convinto, ha fatto una legislatura in Parlamento. Si chiamava Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Scomparso quel titolo. Sì, ormai. Allora dai, velocemente, prima di dirmi qualcosa di Angelo Bonelli, ho voluto dedicargli l'apertura perché ha fatto una figuraccia. Lui ha presentato Soumahoro come un salvatore dei derelitti, degli invisibili, e poi abbiamo visto Soumahoro quello che ha combinato. Fai conoscere prima il Veneto, il vostro movimento. È opportuno che tu spenda qualche parolina. Il movimento che rappresento è un movimento che si è costituito quando un gruppo di ex leghisti sono usciti dalla Lega Nord in contrasto con la linea politica filo nazionale italiana, che a quei tempi era rappresentata da Flavio Tosi in Veneto, e dopo abbiamo visto che l'alter ego suo Salvini ha fatto la stessa cosa poi a livello nazionale. Noi siamo un movimento che persegue come finalità l'indipendenza del Veneto, perché noi riteniamo che l'annessione che è stata fatta nel 1866 del Veneto all'Italia sia stata una pagina vergognosa, lo sanno tutti per tutto quello che è successo, e quindi noi, soprattutto poi alla luce dei dati che sono stati pubblicati della fiscalità dello Stato italiano del 2022, si trovano su tutti i giornali in questi giorni, e siamo ancora più convinti che c'è una necessità che il Veneto si stacchi da questo paese, che ormai è un paese che riteniamo non più riformabile e che se fosse un'azienda sarebbe in tribunale con i documenti contabili, perché è, diciamo, di fatto fallito, e lo vedremo poi con una serie di dati. Un tuo parere sul comportamento di Angelo Bonelli? Anzi, approfitto della tua presenza per chiederti, siccome tu sei stato per una intera legislatura alla Camera, mi sembra che ultimamente il Parlamento, i due rami, Camera e Senato, questo Parlamento sia diventato rifugio di persone un po' che io ritengo non all'altezza, persone non eccellenti. E il caso di Soumahoro ne è una limpida testimonianza. Siamo caduti un po' in basso. Come ha potuto Bonelli fare quella dichiarazione? Addirittura si era commosso, quasi piangeva quando presentava questo personaggio che io ritengo abbia fatto solo i suoi interessi e non gli interessi degli invisibili cui fa riferimento lui. Il tuo parere al riguardo? Siamo caduti un po' in basso. Sì, io penso che siano cambiati i termini per l'accesso al Parlamento. Una volta i partiti tradizionali, che per carità io ho combattuto tanto, quelli della Prima Repubblica, avevano le famose scuole politiche, e uno prima di arrivare in Parlamento doveva fare tutta una serie di passaggi. Negli ultimi, si può dire negli ultimi 2 decenni, questo meccanismo si è un po' perso, cioè c'è tanta gente che riesce a saltare sul carro di quelli che viaggiano verso Roma, e dopo si trova delle situazioni così perché probabilmente non si approfondisce, cioè il partito non approfondisce la persona, chi c'è dietro, che cosa fa. Una volta invece, insomma, quando tu prima di arrivare in Parlamento bisognava che passassi il minimo 10-20 anni di attività politica all'interno di un movimento. Quello che è successo è una cosa di cattivo gusto, e per me personaggi come Bonelli, ma non solo lui, ma anche tutta la rappresentatività responsabile oltre a Bonelli e Fratoianni della sinistra, persone sempre in prima linea quando c'erano da chiedere le dimissioni
di Tizio, Caio, Sempronio implicato con mafia o cose del genere, che veniva scoperto all'interno del Parlamento tramite la magistratura, erano quelli che si stracciavano le vesti in piazza. Adesso dovrebbero dare il bell'esempio e costringere questo personaggio qua a dare le immediate dimissioni, perché è una cosa... Lui è passato nel gruppo misto. Sì, è passato nel gruppo farà misto, barricate. però io non ho visto una battaglia politica fatta da questi due personaggi che tu hai citato, Bonelli e Fratoianni, per costringerlo alle dimissioni. Capito? Anzi, assolutamente non Perché questo personaggio decadrà. qua adesso starà a spese del popolo italiano a 15.000 euro al mese, senza contare il vitalizio che gli spetterà alla fine della legislatura. Regia, ancora un paio di minuti e dopo apri i centralini. Vorrei parlare con Corrado Callegari di una questione che mi sta particolarmente a cuore. Fra le mie battaglie, fra le mie crociate, c'è anche quella relativa alla riforma elettorale. Se succede sto casino è colpa anche della legge elettorale, perché noi abbiamo un Parlamento di nominati dalle segreterie, perché ci hanno tolto la possibilità di scegliere, non ci sono più le preferenze. Perché è successo tutto questo? Una volta tu sceglievi il candidato che mandavi a Roma, adesso tu devi votare chi viene deciso dal segretario del partito, destra e sinistra. Perché tutte le leggi ultime che sono state fatte sulle riforme Apri i centralini. le riforme elettorali le hanno fatte i partiti che stavano già a Roma e che avevano tutta l'intenzione di preservare quello che era lo status di quel momento, e quindi se in Parlamento ci sono quei 10, 15, 20, 50 parlamentari che fanno parte di gruppi all'interno di partiti, loro hanno cercato con la riforma elettorale di far sì che si mantenesse questo status quo. Tutto qua, facendo degli aggiustamenti di volta in volta sulla cosa. Io, se devo dirti il mio pensiero, sono per un sistema elettorale proporzionale e con le preferenze, come era una volta. Condivido, Come era una volta. perché se ci fosse stato un altro sistema elettorale sicuramente mi giocherei la testa. Abubakar Soumahoro non sarebbe mai stato eletto, non sarebbe mai entrato in Parlamento. Invece Bonelli e Fratoianni l'hanno collocato su un cosiddetto collegio blindato ed è stato eletto. Il movimento che c'è adesso, che non è più la Lega, perché è la Lega Salvini Premier, che è un movimento che Salvini si è personalizzato, non rappresenta più questi obiettivi e penso che sia sotto gli occhi di tutti. Cioè Salvini ha spostato l'attenzione su altre problematiche. Per diventare un partito nazionale doveva fare qualcosa. E quindi di fatto non persegue più questo obiettivo. E la riforma che sta andando avanti, l'ho ripetuto in ogni sede, la riforma che sta andando avanti, quella di Calderoli e che andrà al Senato, non vedrà la luce, perché come è... Sei convinto di questo? Sì, di questo qua ci possiamo rivedere anche il prossimo anno, perché quello che va in aula, devono saperlo tutti, non è l'autonomia, quello che va in aula è il voto sulla legge quadro, da dove si partirà per fare tutta una serie di interventi, e i primi sono i LEP. Per chi ha un attimo di mestichezza spiega. No, sono i livelli minimi di assistenza, quindi bisognerà per ogni materia stabilire qual è il livello dei LEP per ciascuna regione che non è in grado di raggiungere, perché noi sappiamo che il nostro paese viaggia a velocità diverse, l'ha dimostrato anche l'analisi che è stata pubblicata in questi giorni dai giornali relativamente alle entrate della fiscalità del 2022 dello Stato, cioè chi paga e chi usufruisce dei servizi. Il dato è molto semplice, perché chi paga, ormai da 30 anni, da 40 anni sono sempre gli stessi, paga il nord, perché il nord è quello che da solo versa il 50% della fiscalità nazionale, il 38% lo versa il centro Italia e il 36% versa il sud. Quindi il sud è sempre il fanalino di coda. È sempre il fanalino di coda, però qual è la cosa strana? Che il livello di vita che c'è giù in meridione non corrisponde con quelle che sono le entrate che hanno e di cui viene dimostrata la fiscalità. E allora da dove entrano i soldi? Probabilmente
come dicono, c'è un 30% di attività in nero che viaggiano in certe aree del paese, lo sappiamo benissimo, però quando tu hai la fotografia e i dati sotto mano questa cosa qua emerge. E un'altra cosa che dico è questa, che è emerso da questi studi qua, il gettito delle pensioni, perché adesso tutti stanno parlando ovviamente delle pensioni, perché per l'ennesima volta sono state fatte delle dichiarazioni che poi non sono state rispettate, e i dati che sono stati pubblicati dalla fiscalità cosa dicono? Che attualmente l'INPS ha 18 miliardi di disavanzo, però non è un problema che riguarda il nord, perché il nord ha un avanzo tra quanto paga di contribuzione INPS e quanto riceve ai propri pensionati di 24 miliardi, cioè il nord versa in più rispetto a quello che gli servirebbe 24 miliardi. Il centro è quasi a pari, il sud ha un disavanzo di 47 miliardi, cioè cifre spaventose. Riceve come pensioni o assistenze varie un disavanzo di 47 miliardi tra quanto versa all'INPS. Da qui 24 meno, però vengono fuori 18 miliardi di disavanzo dell'INPS. Questa è la realtà. È un paese che viaggia a due velocità. Uno dice bisogna essere solidali, sì, però sono 40 anni che siamo solidali e non è cambiato niente, non è cambiato niente. Non cambierà e quindi mai niente. Io una volta ero, come diceva anche questo telespettatore, ero per l'autonomia, per il federalismo, ma io ritengo che lo Stato italiano non sia uno Stato riformabile, quindi l'unica soluzione che ha il Veneto è distaccarsi da questo paese. Cosa non facile. Cosa non facile, però se i veneti non prendono conoscenza di questo, ma sai qual è il problema in fondo? Che Bonelli è stato eletto, per carità, non con le preferenze, è in Parlamento ed è stato eletto. Anche Soumahoro è stato eletto ed è in Parlamento. Vuol dire che ci sono delle persone che hanno votato quel partito là, e questo è il problema. Cioè, a volte noi... Ma in un collegio sicuro, in un collegio blindato? Ma il collegio blindato cosa vuol Se dire? c'erano le preferenze, Soumahoro non sarebbe entrato in Parlamento. Ma no, allora, se hanno portato dentro dei parlamentari, vuol dire che ci sono stati dei cittadini che hanno votato quel partito. Allora, se quel partito candida degli impresentabili, la gente non li può votare mettendosi le mani. È vero, verissimo. Anche questa tua considerazione ha pregio. I parlamentari che ci sono giù a Roma, a Montecitorio e al Senato, a Palazzo Madama, per carità, sono nei collegi blindati, sono nelle liste di partiti, ma vengono eletti perché c'è la gente che va a votare quei partiti. Cioè bisogna che il cittadino che entra dentro la cabina elettorale deve essere responsabile di quello che fa, deve guardare le liste, deve guardare chi è candidato e deve conoscere le persone che votano, non può andare dentro lì, mettere la croce e dopo... Ma hanno messo la croce sul partito, credimi. Non hanno guardato Soumahoro, hanno guardato il partito dei Verdi della sinistra. Siccome il voto è un qualcosa di responsabile, il cittadino che va a votare si deve responsabilizzare, non può dire non sapevo, no, bel genere. Ma tu sai che ci sono delle zone blindate dove la gente si allora ci teniamo con i prosciutti davanti agli occhi. Allora ci teniamo quello che abbiamo. Un tuo giudizio sul Medio Oriente, cosa ne pensi di questa situazione particolare? Allora diciamo che lì io da quando ero piccolino con la televisione in bianco e nero che sentivo parlare della striscia di Gaza, scusami, cioè ero piccolino, avrò avuto 6-7 anni, televisione in bianco e nero a casa, sentiva parlare della striscia di Gaza. Sono passati 40 anni, sono quei classici problemi che non si riesce a risolvere. Tra le altre cose, la storia del territorio, Israele che non c'era, che è ritornato, i palestinesi che sono stati messi dentro delle specie di campi di concentramento, hanno creato una situazione diciamo ingestibile. Tra le altre cose sappiamo anche che in quelle zone là sguazza il fanatismo, sia in Palestina ma anche in Israele. E sono d'accordissimo con te, anch'io ho richiamato Netanyahu
all'ordine perché stanno ammazzando dei civili innocenti, fra cui moltissimi bambini. Se anche Biden Si devono vergognare gli israeliani. Se anche Biden si scandalizza vuol dire che le cose sono bravo, proprio, ho detto le stesse cose anch'io. È proprio oltre Ma perché Netanyahu, nonostante le pressioni americane, continua in questa marcia inesorabile? Netanyahu è un estremista che ha preso il potere in Israele, lui e delle altre forze estremiste, e non si fermano di fronte a queste situazioni qua, ma rischiano di creare un bordello all'interno di quel territorio lì. Però la tua risposta non è stata completa. Dimmi. Avresti dovuto aggiungere che gli ebrei hanno una forza economica notevole. Beh, certo, ma questo si è sempre risaputo. Ma non l'hai detto. Vabbè, Loro fanno leva sul potere economico che hanno, comandano il mondo e se ne fregano di Biden, perché in America gli ebrei dettano regole e condizioni. Vabbè, Ti va bene questa mia analisi? Sono a capo di molte finanziarie economiche. Esattamente. Che gestiscono E sarebbe ora che Netanyahu si fermasse. Netanyahu, fermati, datti una calmata, Netanyahu. Io spesso mi rifaccio al pensiero di Oriana Fallaci, chi mi segue sa come la penso io. Grande Oriana Fallaci. Guarda, È pensa morta inascoltata. a Mestre hanno fatto una manifestazione in favore della Palestina e sono scesi in 2000. In 2000 in una città come Mestre hanno fatto una manifestazione, erano tutti musulmani. E quindi dobbiamo prendere atto che il territorio e anche la popolazione si sta modificando. Tra le altre cose, purtroppo, noi non facciamo più figli e loro sono come i conigli. Non facciamo più figli e invece lì la questione è diversa. Io ti dico, tu sai che io ho 3 figli, ma ho 3 figli e un nipote solo. Cosa vuol dire questo? Ci abbiamo già parlato anche l'altra volta. Ma la mia realtà è comune a tutti, ma sai perché? Anche perché non ci sono le condizioni per poter mettere al mondo tanti figli, perché c'è la difficoltà. Adesso con il fatto che nelle famiglie lavorano tutti, c'è la difficoltà di gestirli e di tenerli, insomma. Anticipo i saluti, dai, di qualche minuto. Saluto i ragazzi del mio amico Corrado, Massimo, Alessandra e Elisabetta Callegari. Come stanno? Stanno bene, per quello sì, stanno bene, lavorano. Qualcuno dei 3 ci sta guardando, tu pensi? Non lo so perché sono... Vabbè, ma ti mando il link così glielo fai vedere. Certo. Ciao ragazzi, forza, non mollate mai, avete un bravo papà che vi vuole un mondo di bene. Hanno sopportato le mie assenze quando ero sempre in giro a fare politica. Eri a Roma. Ma lo facevo per cercare di difendere il loro futuro. E non ci sei riuscito per il momento? Per ora no. Però insomma dai, siamo già in 2 Enzo che ci diamo da fare, quindi sicuramente qualcosa riusciremo a Se tutti la pensassero come noi, forse l'Italia si potrebbe ancora salvare. Certo. Ma ci sono troppi che hanno portato il cervello all'ammasso, non c'è niente da fare. Quelli che appartengono al politicamente corretto. Vedi che si va avanti ancora con questo equivoco, cioè la Lega Salvini Premier non è più la Lega delle origini, la Lega che hanno votato queste persone qua, è un'altra cosa, si chiama Lega Salvini Premier, è un partito personalizzato sulla figura di Salvini. Non si parla più di Lega Nord, indipendenza curioso, della Padania. Sarei curioso se un giorno Salvini non viene più eletto segretario, se il movimento resta ancora con quel nome là, insomma, hai capito? Cioè, è un qualcosa di anomalo, perché non è solo col nome come si usa adesso, mettere personalizzato, ma c'è scritto Salvini Premier, a me sembra una roba un po' ridicola. Adesso ti parlo di un'altra questione che ti farà arrabbiare e sono sicuro che farà arrabbiare la maggior parte dei miei telespettatori, escludo quelli che hanno portato il cervello all'ammasso, i venduti, i sinistri, quelli che mi odiano a prescindere. Non so se hai sentito... Però hai tante persone che ti vogliono bene. Sì, è vero, la maggior parte mi vuole bene, lo so. Disegno di legge che vorrebbe presentare la Elly Schlein, parrebbe capire, uso il condizionale perché si tratta di un provvedimento osceno,
vogliono dare la pensione a quei signorini che sono andati via e che non hanno i contributi, non hanno la minima. La Schlein, grazie regia, vuole dare le pensioni ai migranti. Io non ho parole insieme a quelli di Più Europa. Quindi lo straniero che torna in patria non ha l'anzianità minima o contributiva, loro li vogliono premiare lo stesso. Ecco, dimmi tu, andando di questo passo, vanno incontro al burrone, per questo che la Schlein sta deludendo in particolare gente come Vincenzo De Luca. Non so se hai sentito qualche volta. Sì, anche la polemica doveva venire a parlare qua a Padova. Il governatore della Campania non gliene manda mica a dire alla Schlein. Però De Luca dovrebbe pensare anche al disastro che ha nella sua regione, insomma, cioè, se vogliamo mettere un po' i puntini sulle i, a parlare della sanità e parlare di tante altre cose. Cioè, ma sentire la Campania, De Luca, lui è convinto della bontà della sanità in Campania. La Campania è una delle regioni più assistite perché è una, insieme con Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, che hanno il disavanzo fiscale più alto dell'Italia e sono mantenuti con gli avanzi di gestione della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia e di altre poche regioni. Del resto, ti ripeto, qui i dati che hanno pubblicato in questi giorni della fiscalità del 2022, su 174 miliardi di versamenti IRPEF, 174 miliardi di euro di versamenti IRPEF, 100 miliardi provengono dalle regioni del nord. So se ci rendiamo è un dato risaputo questo. È un dato risaputo, ma questo cosa vuol dire? Che quei 100 miliardi di avanzo che arrivano dalle regioni del nord si paga qualcosa che non è in grado di autopagarsi in altre regioni. Insomma. Del resto, ti ripeto, se la Reggio Calabria Salerno se uno va in autostrada non paga il pedaggio, giusto? Perché non si paga il pedaggio su quell'autostrada. Chi paga la manutenzione? Tu. In Sicilia, dove i pedaggi non vengono pagati, chi paga la manutenzione delle autostrade? Sulla parte dell'autostrada della Puglia che va da Bari al Salento che non si paga il pedaggio. Chi paga la manutenzione dell'autostrada? Noi, ecco. Tu mi dovevi dare una risposta, oppure perché non sottolinei quello che mi hai detto durante la pubblicità? Sì, allora, il a parte sul Schlein. discorso della Schlein, io sono contento che venga fuori con questi discorsi perché finché lei li farà probabilmente il PD resterà sempre isolato al 10, il 12, 13%, 15%, sì. Perché praticamente sta andando contro quello che è l'interesse dei cittadini ma anche degli elettori stessi del PD. Che l'ho detto anch'io, ho detto la stessa cosa nell'opinione. E quindi ho detto la stessa cosa. Sono però, cioè io diciamo che la Schlein la prendo poco in considerazione, sono più preoccupato delle scelte che possono fare i rappresentanti del governo attuale di centrodestra, che non vorrei che facessero delle cose che non stanno né in cielo né in terra, perché per esempio sul discorso dell'accordo che ha fatto la Meloni con l'Albania, dimmi qualcosa. Allora, io sono andato a vedere un po' il protocollo che è stato sottoscritto. È comunque bene che tutti sappiano che sì, noi mettiamo 3.000 immigrati lì, però che cosa ci costa? Mica lo fa gratis l'Albania. No. Allora, innanzitutto vengono corrisposti dallo Stato, l'accordo vale 5 anni, vengono corrisposti dallo Stato italiano 16 milioni e mezzo di euro all'anno, quindi vuol dire tutto il pacchetto costa 82 milioni di euro. Poi viene costituito un fondo di garanzia di 100 milioni di euro in un conto infruttifero, non so collocato dove. E dopo però, a parte che c'è la costruzione dei 2 centri, quindi io ritengo che questa operazione qua, la Meloni, l'abbia fatto
per distrarre un po' l'opinione pubblica da certe situazioni che la stanno vedendo un attimo. E per dare un segnale forte all'Europa anche, credimi, si sostituisce all'Europa. Io non ho questa Vabbè. non ho questa impressione qua, per me l'ha fatta per distogliere un po' l'attenzione su alcune problematiche che la riguardano. Per far capire all'Europa che non si muove. Quello che mi preoccupa è, non so se sarà confermata la notizia, però sui media e anche su un servizio di telegiornale è stato scritto che Rama ha chiesto una garanzia per le pensioni dei 500.000 albanesi che lavorano in Italia. Addirittura? Io spero che questo sia Dove hai letto questa notizia? una fake, no, era su dei... Ma io penso che sia una fake news. No, non lo so, me l'hanno detto per un TG, quindi, però vediamo, insomma, io non lo so quello che sarà. Ripeto, la vedo più come un escamotage per uscire un po' dall'angolo. Per distrarre. Per distrarre l'attenzione, però dopo staremo a vedere. Invece volevo un attimo quella roba che dovevi dire prima. Sì, riprendere, perché io a ogni puntata cerco di spiegare in 5 minuti una cosa, sperando che la gente possa capire, perché quando io ho detto che il nostro è uno Stato fallito e che bisognerebbe andare in tribunale portando i libri contabili, è presto detto. Allora, sono andato a vedermi i dati aggiornati del nostro debito pubblico. Alla data di agosto, perché vengono sempre fatti con un paio di mesi di ritardo, il debito consolidato dello Stato italiano è di 2.841 miliardi di euro. Tanto per darti un parametro, quando io ero al governo con Berlusconi, il debito pubblico era di 1.891 miliardi, quindi nell'arco di 10 anni si è implementato di 1.000 miliardi, il 30%. E questo nonostante ci siano stati i mitici governi Monti e Draghi, dei tecnici che facendo delle leggi, dei provvedimenti, lacrime e sangue, sembrava che dovevano aver messo a posto la voragine che c'è nella contabilità dello Stato italiano. Invece questo non è avvenuto, perché se con Monti e con Draghi, che comunque hanno avuto dei periodi non lunghissimi di amministrazione, non si è riusciti a fermare questa voragine, perché 1.000 miliardi in 10 anni vuol dire che c'è qualcosa che non va, vuol dire che non c'è qualcosa che non va. E adesso finalmente per la prima volta devo fare un piccolo applauso a Giorgetti, ha detto che... Di chi è Giorgetti? Giorgetti, il ministro della Lega? Il ministro dell'economia, che ha detto che in queste condizioni qua non andiamo da nessuna parte. Perché? Perché 2.841 miliardi di debito pubblico generano degli interessi da pagare. Fino all'anno scorso gli interessi annui da pagare, cercate di seguirmi, era di 70 miliardi di euro. Adesso con l'aumento dei tassi questi 70 miliardi erano pagati su titoli con tassi all'1%. Adesso nell'ultimo anno e mezzo, a causa delle modifiche che ha fatto la BCE, i tassi sono saliti. Gli ultimi titoli di Stato che noi abbiamo emesso li abbiamo messi al 5%, quindi vuol dire 5 volte tanto quello che ci stavano costando precedentemente. Ho visto stamattina un'analisi che ha fatto Confindustria che prevede che per l'anno in corso noi andremo a pagare 96 miliardi di interessi rispetto ai 70, quindi vuol dire un incremento di interessi di 26 miliardi di euro che lo Stato italiano deve pagare a quelli che hanno sottoscritto i BOT e tutti quei titoli là. Titoli di Stato. Titoli di Stato. E questo cosa vuol dire? Vuol dire, se ci pensate, andate a vedere un attimo quella che è stata la manovra finanziaria che stanno portando in Parlamento. La manovra finanziaria nostra è di 27 miliardi di euro, d'accordo? 27 miliardi di euro gli interventi che vuole fare lo Stato italiano con la manovra. Di questi 27, 12 li hanno presi da risparmi fatti in varie parti, oppure andando a implementare la tassazione, tipo quella nei vari bilanci dei ministeri. No, sono andati a implementare anche l'IVA sui pannolini, sono andati a implementare tante altre cose, non per ultimo
hanno diminuito i trasferimenti alle regioni e oggi c'era la regione Veneto che era incavolata nera perché hanno diminuito di 28 milioni di euro il trasferimento al Veneto. Io ho fatto un post oggi che ho scritto becchi e bastonai, cioè nel senso che noi paghiamo di più degli altri e ci trattengono queste cose qua. Ho letto anch'io, sì. Quindi 12 miliardi e 15 invece li hanno presi aumentando ancora il debito pubblico. Quando si dice in deficit vuol dire che vanno a aumentare il debito pubblico. Giorgetti che cos'è preoccupato? È preoccupato perché dice con gli interessi la prossima manovra sarà completamente ingessata, perché se adesso sono riusciti a tirare fuori solo 12 miliardi andando a tagliare da qualche parte e implementare alcune tassazioni, se noi ci troveremo invece di 70 miliardi 96 da pagare di interessi, vuol dire che non ci sarà nessuna possibilità di manovra se non in deficit. Cioè lo Stato italiano in questo momento qua è uno Stato fallito, ed è per questo che a maggior ragione l'obiettivo del mio movimento politico è quello di sensibilizzare i veneti che l'unica soluzione che noi abbiamo è distaccarci da questo maledetto paese, altrimenti andremo a fondo con loro. Lui è un dirigente bancario, oltre che essere prima il Veneto. Sono quindi politico e bancario, le persone più odiate dai cittadini. Questi fanno paura, questi jihadisti, e chissà quanti ne sono entrati negli ultimi tempi con questi barconi in Italia. E quanti ne entrano e quanti ne entreranno ancora? Ti preoccupa questa situazione? Moltissimo. Tu che hai 3 figli, eccetera. Moltissimo questa cosa qua, però i cittadini... Come la combatteresti questa situazione di disagio? I cittadini sono rassegnati. Allora, come si combatterebbe? Guarda, molto semplice. Io ho visto che è rientrata, per esempio, quella trevigiana che lavorava con una compagnia aerea per un discorso di uno la droga, l'hanno tenuta nel suo paese, in Arabia, l'hanno tenuta in carcere 6 mesi per una cosetta del genere. Da noi li prendono, gli spacciatori, le cose, li prendono e li liberano la stessa sera. Cioè, a questo punto qua, quando li prendi queste persone qua, o li mandi fuori dal paese o li tieni dentro in galera. Io capisco che sono dei costi, ma è più andare ogni volta a prenderli, rimetterli dentro e liberarli che non fare un intervento radicale. Tra altre cose mi fa da ridere molti interventi che hanno fatto anche a Mestre, danno il foglio di via e il DASPO che non deve entrare dentro, poi ritornano e li beccano, che è una presa per gli infondelli, ci parli anche con le forze dell'ordine, bravo. te lo dicono che non sono in grado di gestire questa cosa qua. Mestre versa in una situazione particolare, ormai Mestre, ho qualche amico che abita da quelle parti. È la mia città del cuore, però non... ma tu abiti a Mestre? Pensavo che fossi più nella terraferma veneziana. No, io sono mestrino proprio. Ah, sei proprio mestrino? Sono un mestrino d'Oca. Quindi conosci bene questa realtà? Ma no, io conosco benissimo Mestre, sono nato e ho vissuto a Mestre, insomma. Ma è vero che di fronte, quella strada che sta di fronte alla stazione, via Cappuccino, come si chiama? Io ho la casa lì, via Cappuccino. Ci sono elementi di colore che rendono la vita difficile? Dappertutto, perché adesso si stanno spostando in un'altra arteria della città che è Corso del Popolo, quella Corso del Popolo. Che arrivi giù, perché la questione è questa: tu li togli da una via e si spostano nell'altra, li togli da quell'altra e si spostano come un domino, e di fatto o si fa un intervento radicale oppure non cambia niente. Infatti è quello che sta succedendo. Una tristezza, perché io ho vissuto in quella città, pur non essendo una bella città ci sono affezionato e l'ho vista trasformarsi in una maniera indecente. Una volta, tu sai che io ho vissuto a Venezia, in Laguna, per 4 anni, quando si parlava di Mestre, si parlava di una città dormitorio. Diceva, Mestre vanno solo a dormire e compagnia bella. I veneziani hanno sempre tenuto Mestre alla larga, invece Mestre ha la sua importanza. Ma anche ha una sua storia, perché ha una storia medievale Mestre. Purtroppo negli anni 50 con la cementificazione selvaggia hanno buttato giù un sacco di pezzi di storia
antica di Mestre, ma ci sono un sacco di cose che sono rimaste, da un ponte medievale alle torri ad altre cose, però è stata un po' così sventrata questa città per trasformarla in un dormitorio, ma addirittura le ferrovie avevano trasformato Mestre in un dormitorio, perché le famose case ferroviarie che sono limitrofe alla stazione di Mestre, quelle hanno praticamente rubato un parco, perché la villa che c'è in Piazzale Donatori di Sangue a Mestre, Villa Erizzo, fino alla stazione c'era un enorme parco con un sacco di alberi. Quando negli anni 20-30 hanno costruito la stazione di Mestre come nodo ferroviario, per dare le abitazioni ai ferrovieri che abitavano, hanno costruito le famose case ferroviarie, che sono quei palazzoni lungo tutta l'arteria che dalla stazione va verso il centro. Quindi è iniziato là, poi ovviamente con le fabbriche e l'industrializzazione si sono creati un sacco di... Corrado, il tempo è tiranno, noi fra circa 3 minuti dobbiamo chiudere, e sicuramente per parlare di un argomento che mi sta particolarmente a cuore ci vorrebbe minimo un'ora. Fra le mie crociate c'è anche quella relativa alla prostituzione. Io sono quanto mai convinto che un'eventuale tassazione dei guadagni dell'attività più vecchia del mondo potrebbe risolvere gran parte del debito pubblico. Quando tu eri in Parlamento, si è mai parlato di questo problema? Proposte di legge ce ne sono state fatte tantissime, sì? Però io ti dico una cosa, una volta... Ma chi si è frapposto? Chi ha impedito la realizzazione di questo sogno degli italiani, perché la gente vuole la tassazione delle prostitute? Dimmi la verità. Perché la prostituzione genera una cifra enorme di miliardi in nero che non vengono sicuramente gestite e non sarebbe meglio farli entrare nelle casse dello Stato quei miliardi? Perché il nostro è un paese mafioso, dove ci sono grossissime mafie che gestiscono questa attività. Non mi soddisfa la tua risposta. No. È monca, no. Allora, è meritevole di un approfondimento. Allora, la prossima volta nel Parlamento italiano, ti coinvolgo sulla prostituzione. Nel Parlamento italiano si muovono le mafie. Dovresti saperlo, perché dagli omicidi di chi indagava... Quindi le mafie non vorrebbero tassare, perché lo fanno loro, dici tu, in parole povere, è questo il concetto. Si tengono loro i soldi, cioè questo che è la questione. Allora, se tu prendi, io avevo fatto dei calcoli ai tempi in cui facevamo i gazebo antiprostituzione sulla strada che da Mestre collega il Terriario. Avevo fatto dei calcoli dove venivano fuori delle cifre mostruoso, moltiplicato per le strade d'Italia, veniva fuori un volume enorme. È ovvio che chi ha in mano e gestisce questo, quindi l'immigrazione, l'immigrata che arriva qui, che viene mandata in strada, sono accordi fatti tra le mafie straniere e le mafie nostre. E da qui tu non ne vieni fuori. È lo stesso motivo per cui il nostro Stato non ne viene fuori economicamente, perché i soldi che partono dal nord e vanno giù al sud, dov'è che si perdono? Fate una domanda. Avrei voluto che tu mi rispondessi in altra maniera. Oltre a questo problema c'è un altro grosso problema: la presenza di Santa Romana Chiesa. Devo chiedere il trasferimento del Papa. Lo mandiamo ad Avignone, lo mandiamo in Svizzera, lo mandiamo via dall'Italia, va bene? A fare danni da altre parti, così siamo più liberi di vivere tranquillamente e di tassare le prostitute, e sarebbe meglio per l'Italia. Ma finché c'è il Papa in Italia, credimi, non se ne farà mai niente, ma tant'è. Dai, grazie di cuore per la vostra cortese attenzione, un grazie per la parte tecnica a Simone e un grazie a Corrado Callegari. E mi raccomando, di Prima il Veneto. La speranza, noi veneti dobbiamo puntare all'indipendenza. Sì. Ci metti anche quelli di Adozione Veneta come me? Mi accogliete? Io che sono napoletano. Sì, perché è una questione di chi paga. Io che adoro il Veneto. Tu le tue tasse le paghi qua in Veneto e servono per mantenere... Mettici una buona parola, dai. Una buona parolina, arrivederci a tutti. Ciao. No, domani sera no, ci vediamo lunedì, arrivederci. Buonasera a tutti, grazie.